Allora, FIPE su Sardegna domani parteciperà con tutti gli esercenti, a fianco di tutti gli esercenti, per il flash mob di domani mattina. Cosa chiedete e perché state protestando? E la FIPE su Sardegna, Confcommercio, insieme a tutte le altre associazioni di categoria e le sigle sindacali, domani dà un messaggio chiaro a tutto il comparto economico, alla Regione Sardegna e al Governo nazionale. Siamo uniti, vogliamo lavorare in dignità, vogliamo avere sicurezza per le nostre aziende, però non possiamo continuare in questo modo. Il flash mob inizierà a mezzogiorno, durante questo momento la Sardegna si fermerà, tutti quanti faranno una foto, un video che posteranno poi su un hashtag che è Un minuto per noi. In questo minuto, dopo un minuto di silenzio, reciteranno un mantra fatto di 3 rime. Il primo è un minuto per chi non ce l'ha fatta, a sottintendere le tante aziende che non ce l'hanno fatta, le persone che hanno perso il posto di lavoro e purtroppo anche le persone che hanno perso la loro vita. Un minuto per riflettere la nostra quotidianità, il nostro senso di comunità, il come riniziare, quali sono le soluzioni per il futuro e poi un minuto per ripartire insieme. Questi sono i 3 messaggi che vogliamo mandare: un messaggio di unità, perché oggi siamo tutti quanti insieme a dire che dobbiamo ripartire, però un messaggio che vuole dire anche basta. Quello che c'è domani non può essere la storia che abbiamo già vissuto. Non è possibile in questo 2021 continuare in questa situazione di incertezza. Chiediamo che ci sia correttezza nei messaggi, chiediamo di ripartire e chiediamo anche di avere la certezza di qual è il futuro.